Regione Veneto, il Consiglio regionale, ma tutte le istituzioni appoggiano convintamente e concretamente queste iniziative. Sì, lo facciamo con il patrocinio della regione, ma ancora di più con le tante azioni concrete che questo Consiglio regionale ha messo in campo per i giovani, per valorizzare la parte più bella che abbiamo della nostra, società, e cioè quella di una generazione che costruisce e che trasforma e che dedica il proprio tempo agli altri, realizzando socialità, comunità. Questo è un festival, sociale straordinario che ha avuto la capacità di crescere negli anni grazie a un'intuizione proprio di, giovani, che è stato poi in grado di allargarsi con altri giovani, e quindi, la Regione Veneto continuerà ad esserci con presenza e vicinanza, anche azioni concrete per supportare sempre di più e meglio questa straordinaria parte della nostra società. I giovani hanno bisogno di esperienze reali, luoghi di incontro, ed è questo quello che rappresenta questa manifestazione. Molto spesso si racconta una generazione distaccata, distante, disaffezionata, dalla vita o comunque dalla propria comunità. Ecco, questo evento ha per i giovani, in particolare questa associazione, smentisce questa narrazione e ci racconta invece appunto, una, storia di giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, di costruire una propria comunità con entusiasmo, con energia, in silenzio ma con grande concretezza, e quindi grazie per questo lavoro straordinario. Apri Giovani è un'associazione che coinvolge giovani e cerca di sensibilizzarli e avvicinarli a tutte le tematiche sociali, problematiche sociali e soprattutto al mondo del volontariato, visto come forma di arricchimento e non come una perdita di tempo. Quest'anno a Pericuore a Scorzè dal 28 maggio al 1° giugno. Il 28 maggio avremo la giornata della disabilità. 550 persone con disabilità con i loro operatori, 150 studenti di quinta elementare che avranno la possibilità di fare laboratori assieme, 25 laboratori, patrocinata anche dalla Camera dei Deputati. E sabato 30 avremo Giochi Senza Frontiere che coinvolge tutte le associazioni di Martellago, Noale, Tre Baseleghe e Scorzè. Domenica 31 avremo un progetto guidabilità che offre l'opportunità a persone con disabilità di provare l'emozione di andare con le macchine da corsa, e il circo sociale, che è un'attività che coinvolge attivamente persone con disabilità, bambini, famiglie, in attività circensi e attività insomma di spettacolo. E il lunedì 1° giugno invece avremo a Perigassi, in collaborazione con la Federazione Motociclistica del Veneto, in cui daremo focus sulla sicurezza stradale, quindi ci saranno delle attività per i bambini, per i giovani sulla sicurezza stradale e anche la possibilità di provare minimoto e altre cose. L'invito è di partecipare a tutte le attività giornaliere che hanno un impatto sociale nel territorio, ma anche a quelle serali, che di fatto offrono un'opportunità di divertimento, ma che offre l'opportunità di avvicinarsi anche a tutti i progetti e le realtà che coinvolgiamo durante Apericuore.